Aveva nascosto all'interno di un barattolo di plastica per alimenti 25 grammi di marijuana. Il recipiente era stato poi occultato all'interno di un armadio. Nei guai è finito un trentenne denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz dei carabinieri di Roncade è scattato nelle ore scorse. Durante il controllo amministrativo presso una struttura ricettiva, il trentenne, con precedenti di polizia specifici, domiciliato presso l'affittacamere, all'atto degli accertamenti ha subito manifestato sofferenza e nervosismo tali da insospettire i militari. L'uomo è stato quindi sottoposto a perquisizione personale e della stanza occupata dove è stato trovato lo stupefacente. Anche i carabinieri del comando della compagnia di Castelfranco Veneto sono stati impegnati in un mirato servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno tratto in arresto un giovane tunisino trentenne sorpreso in zona Borgo Pieve a cedere ad un giovane della cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 3,5 grammi di droga suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. L'uomo è stato tratto in arresto.